Amici bellini, si conclude il primo giorno di capelli volanti a Castel di Sangro, quindi come promesso, insomma, noi ci teniamo in contatto quotidianamente e possiamo fare un recap. I video devono arrivare in ritardo, in nottata, così le cose almeno avvengono. E dobbiamo accennare perché è ufficiale che la Juventus non farà la Conference League, la maxi multa. Approfondiamo. Allora, amici bellini, do il benvenuto a Ciro Fiscale. Fiscale, dobbiamo essere fiscali quando parliamo di certe notizie, quando si parla di cifre, quando si parla di sentenze, di punizioni, calci di punizione di calcio. Lasciate il like perché è una barzelletta. Lasciate il like per le balzaretti. Con un Ambrabamma tattico ci spostiamo, perché così vi faccio leggere delle cose. Leggiamo delle cose insieme. Ovviamente sul piatto abbiamo la questione infortuni, perché c'è l'infortunio di Mario Rui, Lozano, Lobotka, Gaetano, come sono andati gli allenamenti. Vi devo dire delle cose sugli allenamenti, però togliamoci subito il dente su questa situazione della Juventus, perché leggiamo insieme. Se voi scrivete maxi multa su Google, escono una serie di notizie sulla Juventus. Però come la quantifica? Ditemi nei commenti. Secondo voi, quando uno dice una maxi multa, no? È chiaro, se è a me una maxi multa è una cosa, se è una società per azioni calcistica ne è un'altra. Leggiamo un attimo cosa si aspettavano. In primis, vediamo cosa si aspettavano. Vi è stato detto che Monblano a Juventus ci sono delle violazioni alla fonte che interrompono la validità di questo contratto. Se è davvero così, aggiunge Monblano, l'ammenda prevista sarebbe di 50 milioni di euro, la violazione del settlement agreement da parte della Juventus e poi di esclusione dalle coppe europee nel caso dei bianconeri dalla Conference League per appunto l'inchiesta sulle plusvalenze fittizie che ha portato a una penalizzazione di 10 punti che la squadra di Allegri ha scontato nel campionato appena concluso. Quindi Monblano, quindi parliamo di ambiente Juve, diceva maxi multa da 50 milioni. Poi se voi scrivete maxi multa, manovra stipendi, questo è il 30 maggio, vedete, per la Juventus maxi multa da 718.000 euro e la rinuncia a tutti i rigori, incluso quelle meno 10 diventa ora l'incognita UEFA, che adesso non è più un'incognita perché è ufficiale. Quindi anche 718 è una maxi multa. Andiamo a vedere un pochino se voi continuate a cercare maxi multa. Juve maxi multa e 16 mesi di inibizione, Agnelli condannato, una maxi multa da 16.000 euro. Allora è sempre maxi questa multa, una maxi multa da 1.000 euro, sono sempre maxi, questa è la sanzione bla bla bla. Insomma, andiamo a leggere cosa dice la UEFA. L'organo di controllo finanziario del club UEFA ha concluso che la Juventus ha violato il quadro normativo dell'UEFA e ha violato l'accordo transattivo firmato nell'agosto 2022. Di conseguenza, la prima camera del CFCB ha deciso di escludere la Juventus dalle competizioni UEFA maschili per club 2023-2024 e imporre al club un ulteriore contributo finanziario di 20 milioni di euro. Di questo importo, sentite bene, 10 milioni sono condizionali e saranno applicati solo se i bilanci annuali del club per gli anni finanziari 2023, 2024 e 2025 non saranno conformi ai requisiti contabili definiti nell'allegato G bla bla bla. Quindi la maxi multa che si aspettavano da 50 è di 20, ma in realtà è di 10 perché loro si organizzeranno per stare a posto con i bilanci nelle prossime annate, quindi è di 10. Ma vogliamo approfondire ancora un pochino di più? Perché se voi su Twitter, che poi adesso si chiama X, se voi su X andate a cercare le notizie, tutti i juventini stanno esultando e mi pare che facciano anche bene. Non solo, perché alla fine la Conference League, lo dicono tutti, è solamente una scocciatura e non ti dà
grandi introiti. Andiamo a vedere bene. La decisione della prima camera dello UEFA comporta la risoluzione del settlement eccetera eccetera. Per effetto della decisione Juventus sarà tenuta a pagamento di un contributo economico di euro 10 milioni, in parte trattenuto dagli introiti delle partecipazioni alla competizione UEFA nelle prossime stagioni sportive, e potrebbe essere tenuta al pagamento di ulteriore contributo economico condizionato a 10 milioni di euro in caso i bilanci non si trovano, come abbiamo detto prima. Tale importo condizionale sarebbe eventualmente trattenuto dagli introiti dalle partecipazioni, così. Cioè, questi non devono pagare nessun tipo di maxi multa, chiariamoci bene. Eventuale, questi dicono vabbè, parte trattenuto, non si sa quanto è la cosa, ma non è nemmeno uno schiaffetto, è una carezza, è un mettiamoci d'accordo, stiamo tutti a posto. Mentre loro continuano a dire che la UEFA e quindi praticamente ce l'hanno tutti contro di loro, si sono messi d'accordo alla grande, non hanno la scocciatura della Conference, si possono concentrare e si candidano almeno ad andare in Champions l'anno prossimo, che gli serve per poi pagare. Quindi saranno pure contenti quelli della UEFA se andranno, perché così hanno sicuro gli introiti e pagano la multa che così rimpingua le casse della UEFA. Signori miei, li uniamo i puntini? Li vogliamo unire questi puntini o no? Penso che li uniamo i puntini. Poi se non li vogliamo unire e vogliamo leggere un altro tipo di narrativa, a spanne sono stati bruciati 10 di multa e vabbè, e vedi, abbiamo visto che già non sono 10 perché li pagate con calma con i soldi che fate con la Champions l'anno prossimo, fino a 20 milioni di premi, scenario della vittoria, cioè se tu vinci la Conference League c'hai uno scenario di 20 milioni di premi che stai dicendo che li hai bruciati, la devi vincere la Conference League, fino a 12 milioni di mancato incasso sempre se vinci la Conference League, quindi così, anche se abbiamo visto che i prezzi degli abbonamenti sono schizzati alle stelle, che il tifoso della Juventus non riempie tanto lo stadium quando la Juve non va bene, non lo so quanto entusiasmo avrebbe portato la Conference League di giovedì sera, di giovedì pomeriggio, non lo so. Totale spannometrico 42 milioni, cioè tu che stai facendo questo tipo di narrativa hai detto che la UEFA ti ha truffato per 42 milioni. Perché dico truffato? Perché la Juve comunque si ritiene innocente. Perché queste poi sono le parole di Ferrero dal siti ufficiali della Juventus. Siamo dispiaciuti per la decisione della UEFA, non condividiamo l'interpretazione che è stata data delle nostre tesi difensive e restiamo fermamente convinti della correttezza del nostro operato e della fondatezza delle nostre argomentazioni. Tuttavia abbiamo deciso di non presentare appello contro questo giudizio, perché ci sta benissimo, ci sta alla grande che non abbiamo la scocciatura della Conference e possiamo concentrarci sul campionato alla grande senza queste trasferte impossibili. Questa decisione è in linea con quella presa con lo scorso maggio nell'ambito dei contenziosi con la FIGC. Mamma mia, i rumori veri e propri. Come in quel caso preferiamo mettere fine al periodo delle incertezze e assicurare i nostri stakeholder, perché poi stiamo sempre lì, tu devi rassicurare quelli che poi ti finanziano, interni ed esteri, la totale visibilità e certezza sulla partecipazione del club alle future competizioni internazionali. Non facciamo la conferma, ma state tranquilli che con questa decisione che ci conviene andiamo in Champions. Andare in appello ed eventualmente in altri gradi di giudizio incerti negli esiti e nei tempi aumenterebbe l'incertezza rispetto alla nostra eventuale partecipazione alla UEFA dell'anno prossimo. Lo dice proprio chiaramente. Vogliamo invece che la prima squadra, i nostri tifosi, i nostri sponsor, i fornitori, i partner finanziari possano vivere la stagione 2023-2024 con la massima serenità e certezza rispetto ai risultati conseguibili sul campo, soprattutto dopo la turbolenta stagione passata. Nonostante questa sofferta decisione, possiamo adesso affrontare la nuova stagione guardando il campo e non i tribunali sportivi. Adesso testa al campionato e alla Coppa Italia, che ci impegneremo al massimo per dare ai nostri tifosi le più grandi soddisfazioni possibili in queste competizioni. Quindi loro dicono: noi non siamo colpevoli, accettiamo, paghiamo, però non abbiamo fatto niente di male, paghiamo, non pagano perché abbiamo visto che non pagano, e questo è quanto. Dopodiché, passando alle cose un pochino più belle, più frizzanti, il Napoli ho visto, sempre grazie a Calcio Napoli 24 che sono sempre sul pezzo, ho visto un
un po' gli allenamenti di Castel di Sangro e insomma si vede un gruppo che si diverte, un gruppo che sta lavorando molto. Questo è un pochino il dubbio che stanno avendo molti tifosi sulla preparazione atletica, perché gli infortuni, insomma, stiamo vedendo quello, ci hanno confermato quello di Mario Rui. Ho chiesto un po' in giro, secondo me si tratterà di una ventina di giorni. Ci aggiungiamo che l'età, insomma, di Mario Rui non aiuta a un recupero dell'infortunio immediato, e quindi Mario Rui è una cosa. Durante la partitina oggi si è fermato Lobotka, ma dovrebbe essere poca roba. Ricordiamo che Lobotka si era fermato anche nell'amichevole con la SPAL negli ultimissimi minuti, quindi forse un po' di sovraccarico naturale non si vuole rischiare. Però tutti stanno dicendo, chi fa il confronto tra gli allenamenti di Spalletti e quelli di Garcia, che si sta facendo molto più lavoro a secco, si lavora su queste mezze palle mediche per l'equilibrio, si sta lavorando molto sui muscoli e sul fisico, probabilmente per avere, dobbiamo solo fidarci dei professionisti, che ne so, che vi posso dire, questo è sbagliato e questo è giusto, magari per durare di più durante la stagione e quindi stare sempre freschi durante la stagione. Poi ci sono i richiami di preparazione, sono tutte cose troppo tecniche che noi non possiamo sapere. Noi registriamo che Lozano sembra praticamente completamente recuperato, perché le partitine le fa e quindi non c'è problema. Gaetano sta facendo delle cose in gruppo, comincia a correre con gli altri e quindi molto bene, non fa però le partitine, e quindi questi sono un pochino i dubbi che avevamo a livello di infortuni, e registriamo queste cose qui. Altra cosa che mi fa piacere sottolineare è che alla fine dell'allenamento hanno fatto degli esercizi, insomma, di palleggi in cerchio col massimo 2 tocchi, quindi tu fai uno stop e poi la passi, uno stop e poi la passi, uno stop e poi la passi. C'erano Rachmani, c'era Colisacco, c'era Anghissà, c'era Elmas, poi si è aggiunto Idasiak. Quello che veramente ha una spanna in più degli altri tecnicamente è Elmas, ragazzi. Voi dovete guardare, se avete modo di guardarveli, si vede come qualsiasi tipo di palla che arriva Elmas la tocca o col sinistro o con il destro in modo dolce e il pallone è subito a tua disposizione e poi puoi farne quello che le vuoi. Si vede proprio la differenza. Non è che mi metto contro, però Idasiak è un portiere, è un giovane portiere. Guardate, sono 2 professionisti del pallone. Guardate come tocca il pallone uno e guardate come tocca il pallone un altro. E stiamo lì, non dobbiamo fare grandi dribbling, stiamo parlando di semplici palleggi. E quindi un'unità che ognuno di noi amatoriali ci prende e ci fa volare. Quando poi si tratta della tecnica individuale si vede la differenza, e poi questa tecnica te la porti sul campo, sì, è importantissimo. Per quanto riguarda il mercato, adesso in questo giorno si è parlato un pochino di questo difensore greco, il Mavropanos, come si chiama? Mavropanos, diciamolo bene, ognuno dice la sua. Io non l'ho mai visto giocare, vi so dire solamente che è molto alto, qualcuno dice che è molto distratto, qualcuno dice che il Napoli già stava sul giocatore, quindi è un ritorno di fiamma, e non sarebbe una novità il ritorno di fiamma, e che è molto forte fisicamente, però qualcuno dice che è lento, qualcuno... Mi sono scocciato di farvi identikit i giocatori che poi non arriveranno. Io vi ho detto, tra oggi e domani vediamo se domani, visto che domani ci fanno sapere c'è l'amichevole e quindi ne parleremo, ma potreste aspettarvi un doppio video perché ci saranno conferenze. C'è la presentazione probabilmente del francobollo e una conferenza proprio con De Laurentiis, chissà se farà, insomma, il punto sul mercato, non lo sappiamo. Stiamo lì a fremere e aspettare notizie, una bella notizia, magari del rinnovo di Osimhen, magari della presentazione di questo nuovo difensore, perché serve. Tu puoi anche dire no, io col vice Lobotka sto a posto con Dem. Possiamo anche dire che no, resta Folonuscio, non fa niente, Folonuscio ha fatto la sua esperienza, resta Folonuscio al posto di Anghissà. Però Baretin al posto di Kim no, non lo posso accettare. Se tu mi metti Folonuscio al posto di Ndombele, io mi sto zitto e aspetto, perché magari c'ha più voglia di Ndombele, anzi sicuramente accetto la conferma di Politano Lozano, accetto tutto. La mancanza del difensore, noi non stiamo su tutte le furie perché abbiamo vinto lo scudetto e abbiamo dato il credito al presidente, però siamo ai limiti.
siamo ai limiti del rischio serio, perché poi rischi seriamente, rischi che gli obiettivi se li prendono, rischi che non sempre quelli che arrivano all'ultimo momento, sì, ho capito tutto, sono un soldatino come Kim o come Agissa, ho capito, non mi devi spiegare niente. Può essere pure che Garcia ha un tipo di situazione, di lavoro della linea che ha bisogno di più di tempo per essere sviluppato, quindi prima è meglio è, perché si fanno gruppo, è un gruppo bellissimo, devono diventare tutti amici con il nuovo difensore, si devono amalgamare, quindi facciamo in fretta Napoli, facciamo in fretta, regalare. Il Milan piazza pure Musa e non lo so se questi giocatori sono buoni o no, lo vedremo sul campo, però noi abbiamo il buco, lo dobbiamo apparare il buco, poi diremo la stessa cosa che dico per il Milan, non lo so se chi arriva è buono o no, lo vedremo sul campo, nel frattempo appariamolo il buco, se no diventa un po'. Da New York Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio. La Fiorentina va in Conference League e la Juventus va verso il 39esimo scudetto.